Assessore al turismo della provincia di Venezia, Giorgia Andreuzza. Che cosa ha fatto l'amministrazione, che si è dimostrata particolarmente sensibile, per portare i turisti appassionati di biciclette qui sul nostro territorio? Beh, innanzitutto è importante far capire perché ci siamo adoperati in maniera così intensa, e questo è dato proprio da una serie di elementi oggettivi, e cioè l'interesse da parte in particolar modo di turisti nord europei per quello che è la vacanza in bicicletta. Il turista nord europeo è il primo turista della nostra provincia e le nostre spiagge possono offrire qualcosa in più oltre al sole e il mare, che è quella della scoperta appunto attraverso le vie dell'acqua, dell'entroterra e della litoranea da fare in bicicletta, per cui un lavoro capillare fatto nel territorio per organizzare e preparare proprio gli stakeholders, ma soprattutto anche un lavoro che è fatto proprio di costruzione di itinerari, per cui valutazione di quelle che erano le infrastrutture che potevano essere utilizzate, ma soprattutto di identificare quelli che erano i tracciati forti e importanti che vogliamo che i turisti a livello internazionale riconoscono proprio come le vie da percorrere in bicicletta, cioè quegli itinerari che non si possono assolutamente non fare quando si arriva in provincia di Venezia. Pertanto la nostra litoranea, ma poi anche le aste fluviali, se pensiamo per esempio al Piave oppure ad altre vie che ci spostano ovviamente verso la parte nord del nostro paese.